E lo ripeto oggi, un'associazione a delinquere ha ammazzato Liliana. Le modalità devono essere scoperte dalla procura. Claudio Sterpin è morto nella notte di San Valentino. Ci piace pensare che non sia un caso, ma che l'86enne si sia ricongiunto con l'amata Liliana Resinovic proprio nella giornata dedicata agli innamorati. La donna, conosciuta in gioventù, a cui ha dedicato l'ultima parte della sua vita, lottando strenuamente a tutti i livelli per ottenere verità e giustizia sulla sua morte. Tornando più volte con la nostra troupe sul luogo del ritrovamento del cadavere della 63enne nel boschetto di San Giovanni, dove anno dopo anno continuava a portare un fiore. Era stato lui l'ultimo a sentirla il 14 dicembre del 2021, pochi minuti prima che sparisse per sempre. Se torchiando Sebastiano, lui sa tutto quello che è successo a Liliana. È una mia impressione, ma sono convintissimo di avere ragione. Ma io punto sul fatto che la verità non è stata neanche sfiorata. Claudio, vedovo da tempo che lascia 2 figlie, si è spento all'ospedale di Catinara dopo una lunga malattia. L'86enne però era molto di più rispetto al personaggio che abbiamo visto negli ultimi anni al centro di dibattiti e talk show. Conducente degli autobus di Trieste Trasporti per professione, bersagliere che non mancava mai alle cerimonie in piazza con la sua divisa, è stato uno sportivo di primissimo piano nel mondo della marcia, della maratona e pioniere delle gare di ultramaratona. Storico presidente per 35 anni del Marathon Trieste, società poi diventata l'odierna Trieste Atletica, ha conseguito record ad ogni livello percorrendo 200.000 chilometri nella sua carriera da podista. E tra le sue gare simbolo la tremenda Parigi-Colmar di 520 chilometri, marciata per ben 10 volte tra il 1980 e il 90, portata a termine in 3 occasioni, fu il primo italiano a chiudere quella massacrante competizione. Niente, era quasi un debito che io sentivo di avere nei miei confronti, siccome mi ero messo in testa di farla, e diciamo che l'ho assolto, ecco.